sono incontrato per una chiacchierata in vacanza con Silvia Radin, la cugina di Liliana. Il messaggio che emerge da questa conversazione è chiaro: nessuno si fermerà, nessuno si arrenderà, non può finire così, con un esito che lascia tutti perplessi nel modo più assoluto. Silvia si conferma, a mio avviso, una persona splendida, pulita e che cerca semplicemente di fare giustizia. Non vuole assolutamente nulla, vuole semplicemente tutelare la verità. Abbiamo parlato ovviamente di tantissime cose e facciamo anche due piccole rettifiche in onor di verità. Una riguarda il discorso dell'auto di Sebastiano. Si era parlato di sequestro per via dell'assicurazione scaduta. In realtà non è andata così. Sebastiano ha semplicemente preso una multa per divieto, o meglio, sono intervenuti i vigili constatando che l'auto era ferma dove non si doveva fermare e a quel punto, chiedendo il libretto, hanno visto che l'auto era intestata a Liliana. Essendo Liliana deceduta, hanno detto a Sebastiano: arriva a casa, gli hanno fatto un permesso transitorio, dopodiché la macchina però non la puoi usare più. E un altro discorso è quello relativo all'alter, alla casa dove abitava la madre di Liliana. Non è assolutamente vero che Liliana non aveva i fondi per acquistare quella casa, solo che nel contratto veniva richiesta la ristrutturazione, che era abbastanza esosa, e Sebastiano si rifiutava di fare quella. Un altro dettaglio molto interessante, risultante sempre dal discorso della casa dell'alter, è che quel famoso sgabuzzino che si trovava proprio in questo edificio e che una volta fu fatto vedere da Canale 5 fu ritrovato pulito da poco, quindi una casa dismessa, non usata, e invece quello sgabuzzino era pulito, come se fosse stato usato di recente da qualcuno.